Sono problemi che stiamo affrontando insieme alle comunità locali e alla Regione. Per quanto riguarda il collettore, la gara è già stata fatta, ha avuto esito positivo, siamo al Consiglio di Stato in attesa di conoscere l'esito finale. Se l'esito finale sarà favorevole potrà partire l'opera, nel senso che ci sono i soldi, ripeto, la gara è già stata fatta. Per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, noi abbiamo in questo anno e mezzo fatto una programmazione molto accurata in tutto il Paese. L'abbiamo fatto chiaramente con l'aiuto delle regioni e abbiamo identificato a livello nazionale le opere prioritarie, le opere che per prima vanno finanziate. Fra questo c'è anche un intervento per quanto riguarda la Regione Sicilia e per quanto riguarda il Comune di Catania, che riguarda proprio la collina antistante il Comune, via Trieste, con un intervento previsto di 399.000 euro. Credo che quell'intervento possa venire finanziato in tempi brevi, dopodiché io mi aspetto che la Regione e il Comune facciano la progettazione e le gare d'appalto in tempi brevi.